Bentornati qui all'ascolto, gentili signore e signori, dal Palalido di Breganze. Vi augura una buona giornata Fausto Pozzan, che ha dato il cambio a Domenico Tomba per questa seconda gara del programma di oggi, venerdì 6 giugno 2025, finali nazionali, campionato Under 23 di hockey pista. Tra qualche istante, agli ordini dell'arbitro Sergio Nicoletti, si affronteranno Pumas Viareggio e Correggio Hockey. Pumas Viareggio, di cui diamo lettura della formazione completa, rosso e verde, calzoncini bianchi, con il numero 79 Elia Cardella, il numero 74 Giovanni Pesavento, il numero 99 Giuseppe Olivieri, il numero 7 Matteo Marchetti, il numero 22 Thomas Mechini, che è il portiere, altrettanto lo stesso ruolo per il numero 16 Gabriel Dal Torrione, il 19 Simone Bigatti, Francesco Carrieri con il numero 87 e Oscar Mora con il 35, allenatore Mirko Bertolucci. Le grafiche che vedete a vostra disposizione per chi si è collegato qui sulla piattaforma di hockey pista FISR TV sono del regista Filippo Zattera. Per quanto riguarda il Correggio, il portiere con il numero 10, il titolare è Federico Pedroni con il 10 appunto, poi il secondo è Sebastiano Severi con il numero 1, giocatori di movimento Riccardo Gabbi con il 5, Emanuele Pedroni con il 7, Alessio Caroli con il numero 4, Gabriele Olban con il 3, Tommaso Castiglioni con il 6. Sebastiano Severi, abbiamo detto, è il secondo portiere, Matteo Olban con il numero 8, Cesare Simonelli con il 2, allenatore Eduard Granel. Queste formazioni arrivano a questo incontro si tratta per Pumas della seconda fatica di questo girone di qualificazione, è il girone B, mentre Correggio ha già giocato 2 partite e è ancora alla ricerca di punti. Ha perso la prima gara con Sarzana per 9-4 e ha perso con l'FP Giovinazzo per 5-2. Pumas invece ha battuto Giovinazzo per 5-1. In classifica, quindi, nel girone B domina l'equilibrio, perché abbiamo Valdagno, Pumas e AFP Giovinazzo a quota 3, Correggio e lo stesso Sarzana, Correggio a quota 0. Si è giocato prima di questo incontro la partita tra Seregno e Viareggio, valevole per il girone A, con la vittoria del Viareggio che si è imposto per 5-1, Viareggio quindi che sale in classifica a 6 punti, Seregno che rimane a 3, Viareggio che raggiunge Breganze quindi a quota 6. Nel pomeriggio Viareggio affronterà Castiglione. Sono 9 appunto le partite in programma oggi. Da domani si comincia a fare sul serio per quanto riguarda l'assegnazione dei posti che contano, vale a dire campionato e Coppa FISR. È iniziata la partita. Vediamo le formazioni. Pumas con Mechini tra i pali, Bigatti, Mora, Francesco Carrieri e Capitan Marchetti. Per quanto riguarda Correggio, Federico Pedroni tra i pali, qui subito il tentativo di Mora, Alessio Caroli con il 4, Emanuele Pedroni con il 7, Riccardo Gabbi con il 5 e Matteo Olban con il numero 8. Sono quintiti che hanno iniziato anche le precedenti fatiche di queste due formazioni del girone B. In possesso ora Correggio, fasi di studio. Sono trascorsi poco più di 45 secondi, qui c'è una conclusione di Pedroni letta facilmente dal portiere Mechini e c'è il primo fallo di squadra fischiato contro Pumas Viareggio, fischio arbitrale del signor Sergio Nicoletti che dirige questo incontro. Ritmo non particolarmente elevato, Caroli a sfidare Bigatti nell'1 contro 1, con una trottola elude l'intervento difensivo, si rifugia all'indietro da Pedroni, alla ricerca di spazi Matteo Olban, lo spinge la Balla Ustra nei limiti del regolamento Francesco Carrieri, e allora Mora a proporre una nuova azione per il Pumas Viareggio nella divisa sociale, calzoncini verdi, maglia rosso-verde, calzettoni bianchi, completo bianco invece con striature blu per quanto riguarda la formazione allenata da Eduard Granel, assistito da Jorge Bastias come suo secondo
Francesco Carrieri, il tiro a scaldare i gambali di Federico Pedroni che risponde presente. Matteo Olban, stretto all'angolo, si gioca. Mora allora a servire Capitan Marchetti. Il tiro di Marchetti non lontano dal secondo palo della porta difesa da Federico Pedroni, ma siamo dall'altra parte con Emanuele Pedroni che va a subire un altro fallo, il secondo fallo commesso dalla formazione viareggina guidata da Mirko Bertolucci, che al debutto si è imposta, l'abbiamo già ricordato, per 5-1 contro l'FP Giovinazzo. Riccardo Gabbi, che ieri aveva portato in vantaggio i propri colori nella sfida contro il Sarzana, che poi si è invece imposto per 9-4. Ringhia alto Bigatti, ma non riesce a portare via palla, la recupera adesso Mora, quindi pressione attenzione subito Bigatti, ben imboccato da Mora, il tiro di prima intenzione, il palo colpito vicino al vantaggio Pumas Viareggio. Apprezzata dalla panchina viareggina questa ripartenza rapida, questo recupero palla verrà veloce, ci riprova Francesco Carrieri, ma è bravo Matteo Olban a resistere alla pressione, trattiene palla lungo la sponda, fallo tecnico, sarà possesso per Capitan Marchetti per i propri colori, per Pumas Viareggio, protagonista assolutamente di un'ottima annata la società viareggina. Campione d'Italia Under 17, finalista per i playoff promozione dalla 2 alla 1, finalista in Under 19 e qui a Valdagno a provare magari a far meglio del secondo posto conquistato lo scorso anno a Breganze. Matteo Marchetti, la conclusione, non inquadra la porta. C'è pressione alta di Pumas, quindi una strategia diversa da quella messa da quella mostrata ieri nel confronto con il Giovinazzo, allorché la formazione viareggina preferiva attendere gli avversari nella propria metacampo. Qui invece si cerca il recupero palle immediato, qui però c'è un cattivo controllo di Marchetti, ne approfitta Gabbi, affida palla a Olban che è costretto ad andare dietro porta, lo scambio con Pedroni che si ferma dietro porta, prova l'alza e schiaccia, ha cercato di liberarsi, non ci è riuscito, conquista palla però molto bene Caroli, al momento di entrare in area lo affronta Matteo Marchetti, ma il duello prosegue tra i due, sembra vincerlo Alessio Caroli, così è, il passaggio di dietro però viene intercettato da Francesco Carrieri, le finte di tiro di Francesco Carrieri, il passaggio impreciso, troppo rapido nella circostanza, ma ritorna in possesso Pumas Viareggio. Trascorsi 4 minuti, ritmo discreto, considerando che siamo al 6 di giugno e le temperature si stanno facendo sentire, anche se non particolarmente elevate, ma comunque siamo anche a fine stagione. Pedroni, la conclusione, è contrastato, non inquadra la porta. Matteo Olban all'indietro per Pedroni, Alessio Caroli, tentativo di blocco laterale di pick and roll tra i due, ma intercettano quelli del Pumas. Giovanni Pesavento, il tiro, la parata e con la collaborazione del palo, intanto Giovanni Pesavento in pista, e qui attenzione, vicino al vantaggio, corregge, è uscito Matteo Marchetti, è entrato Giovanni Pesavento con il numero 74. È il fratello di Michele, quest'anno al Monza, è destro mentre Michele è mancino. Queste le caratteristiche tecniche dei due fratelli di Montecchio Precalcino, che sono arrivati entrambi alla corte di Mirko Bertolucci, Michele che poi ha scelto il progetto dell'Hockey Roller Club Monza. Abbiamo già superato i 5 minuti dall'inizio della partita, 0-0 il punteggio, 3 falli di squadra commessi da Pumas che si è avvicinato molto più di Correggio alla segnatura, ma il punteggio rimane ancora inchiodato sull'iniziale. 0-0. Gabbi a eludere l'intervento difensivo di Carrieri che ringhia su di lui, poi si libera della sfera perché stavano scadendo i 45 secondi per andare al tiro.
avviene in questo istante. Ripartenza veloce del Pumas, scambiano Carrieri e Giovanni Pesavento, ancora Carrieri, la conclusione, ottima la risposta di Emanuele Pedroni che con un urlo di soddisfazione a caricare i suoi. Correggio ha bisogno di schiodarsi da quota 0 dopo le 2 sconfitte iniziali. Vuole provare a evitare la prospettiva di competere solo per la Coppa per la Coppa FISR, scusate. Dall'altra parte Pesavento, Carrieri recupera palla Holman per i propri colori, se ne va sulla sinistra, la conclusione, il palo e il gol. Poi insistita l'azione di Emanuele Pedroni dopo il palo colpito da Holman. Vediamo se la regia di Filippo Zattera ci mette a disposizione il replay. Così è. La conclusione, il palo di Holman, il più lesto di tutti a rimbalzo è stato Pedroni che con una deviazione sfortunata di Mora trova il vantaggio per Correggio, quindi era andata più vicina al gol la formazione viareggina, e questo sport che si caratterizza per l'imprevedibilità e invece ci offre il vantaggio della formazione emiliana. 1-0 Correggio, trascorsi 6 minuti e 16 dall'inizio della gara. Inquadrata la panchina emiliana, qualche ottima parata di Pedroni, un po' di fortuna, qualche palo, un paio di conclusioni appunto che hanno colpito il montante della porta difesa da Pedroni, e poi Correggio che a sua volta ha colpito un palo prima di questa realizzazione. Si riparte quindi con Mirko Bertolucci che fa entrare Elia Cardella e inserisce anche il numero 99 Olivieri. Vediamo lo schema in partenza della formazione viareggina. Palla a Cardella, la finta di tiro, si ferma a metà pista. 5 secondi. Non ha varcato da metà pista nei 5 secondi regolamentari la formazione viareggina, e quindi giustamente il signor Sergio Nicoletti assegna il possesso al Correggio, che riparte con Caroli in possesso. Gabbi all'indietro, classico schema 2-2 o sistema di gioco meglio 2-2, alla ricerca del blocco laterale, il tiro di Pedroni, attento Mechini, riparte Pumas con Giovanni Pesavento. Per la prima volta dall'inizio di questo torneo la formazione viareggina è sotto nel punteggio alla seconda partita. Olivieri, mancino per un altro mancino, cioè Elia Cardella. Giovanni Pesavento, destro, 3 mancini, perché c'è anche Francesco Carrieri e mancino. La combinazione gioco a 2, Pesavento, la conclusione di Pesavento, la parata di Pedroni, riparte Correggio, vediamo se rallenta le operazioni. Pumas che cerca di pressare per il recupero immediato di palla. Ottimo lo spunto di Holman, il tiro sul suo palo, attento come suo solito il portiere viareggino Mechini, numero 22. C'è Olivieri dietro la porta, vediamo se Pumas troverà uno spazio per la conclusione da dietro porta, con un gol che è stato messo a segno ieri con questa situazione tattica che viene cercata spesso in tutti i campionati senior compresi. Sistema 2-2 adesso, il blocco portato da Giovanni Pesavento, la conclusione di Elia Cardella, non inquadra lo specchio della porta, recupera palla per i propri colori Emanuele Pedroni, va da Matteo Holman, l'1 contro 1 di Holman che supera Elia Cardella, va dietro la porta, si rifugia all'indietro e si riparte con Pedroni che si muove lungo sponda. Viene commesso però un fallo, blocco irregolare evidentemente. Questa è la decisione di Sergio Nicoletti, che sta dirigendo l'incontro con la collaborazione tra l'altro di Alberto Fabris. Apprezzato ausiliario che abbiamo visto all'opera anche in quel di Lodi per gara 2 delle finali playoff scudetto. Giovanni Pesavento
prova a mettersi in proprio, ma è attenta alla difesa di Correggio, che ieri con Sarzana invece in più di qualche circostanza non è stata efficace e ha consentito alla formazione rossonera ligure di dilagare nel punteggio, fermo restando che le reti messe a segno da Sarzana sono state sicuramente apprezzabili. Qui la conclusione della deviazione ravvicinata di Olivieri, che va a sfidare, attenzione, è caduto in area, è stato colpito in bocca, mi sembra, Francesco Carrieri. Signor Sergio Nicoletti ha interrotto il gioco, ma vediamo che decisione. Deve uscire, secondo il direttore di gara. Il signor Nicoletti non prende decisioni, evidentemente c'è stata una mischia davanti alla porta. Vediamo se c'è la regia che ce la rimette a disposizione. E c'è stato un contrasto ed è caduto Francesco Carrieri, non abbiamo capito benissimo, troppo veloce la dinamica. La rivediamo adesso, attenzione qui, sì, c'è un colpo di bastone di Caroli, assolutamente. Adesso l'abbiamo vista la ripresa ravvicinata, non ravvisata l'irregolarità dal signor Nicoletti. Effettivamente gli estremi per il provvedimento c'erano tutti, sia tecnico che forse anche disciplinare, anzi togliamo l'avverbio. Era un gioco assolutamente pericoloso e violento. Bigatti non ravvisata quindi questa irregolarità dal direttore di gara, con Pumas che è stata costretta a far uscire il suo numero 87. Vediamo se è in grado di proseguire. Lo stanno soccorrendo in panchina. Pesamento, la conclusione. Difesa molto stretta adesso quella di Correggio. Pesamento si mette in proprio, non trova Pertugi. Uomo basso per la formazione di Edward Granel. Bigatti ora in possesso, occorre pazienza nelle giocate del Pumas. Il blocco di Giovanni Pesamento, se ne va a Cardella. Ancora Giovanni Pesamento, elude con una trottola l'intervento difensivo di Pedroni. Eccolo Cardella che prova l'alza e schiaccia, non inquadra la porta. Buona l'iniziativa del numero 79. Bigatti, la conclusione, la parata, si distende sulla sua destra a Federico Pedroni. Ci sembra molto pimpante il portiere della formazione allenata da Edward Granel e da Jorge Bastias, che è specializzato nell'allenare i portieri ed è molto bravo. Olivieri dietro la porta, Bigatti, Correggio, c'è Bigatti, sono in tre, la conclusione di Bigatti in tre in area a difendere quelli di Correggio. Pedroni, Holman varca la metà pista, si scontra con l'arbitro, consegna a Gabbi. Nessuna sostituzione sin qui tra le fila di Correggio. Ancora Gabbi, 8:40 al termine della prima frazione di gioco. Correggio in vantaggio. La rete di Pedroni con una deviazione della difesa viareggina. Matteo Holman conquista palla, il tiro. Bello il tiro di Holman. Pertanto la risposta di Mechini fa giocare, però c'è un problema, probabilmente è stato colpito alla testa sul tiro e quindi Sergio Nicoletti ferma il gioco, chiede di pulire e di sistemare il casco il portiere Mechini. Il tiro di Olba è stato sicuramente violento. 8:17 al termine della prima frazione di gioco di questa gara 2 del programma di questo venerdì 6 giugno 2025, campionato nazionale Under 23 di hockey pista, qui dal Palalido di Valdagno, di fronte le squadre del gruppo B. Seconda fatica per Pumas Viareggio, terza gara invece per il Correggio, che ha perso le prime due e adesso è in vantaggio. Situazione falli di squadra, 3 commessi da Pumas Viareggio, 1 commesso da
Correggio. Uno scontro di gioco non rilevato dal direttore di gara. Ovviamente c'era parecchio traffico in aria, non ha visto il signor Nicoletti. È stato colpito Francesco Carrieri, che adesso è soccorso dal servizio infermieristico messo a disposizione delle squadre partecipanti a questo campionato nazionale. Bigatti cerca di girarsi 1 contro 1 con Gabbi. È cambiato rispetto a ieri sicuramente nella prestazione di Correggio l'intensità difensiva e l'attenzione. Una difesa molto bassa, molto attenta, che sta consentendo alla formazione allenata di Edoardo Granel di condurre nel punteggio dopo l'ottimo inizio della formazione viareggina. Vediamo se Francesco Carrieri è in grado di proseguire. Olivieri dietro la porta di Pedroni, il taglio di Giovanni Pesavento che va a giocare con lui ancora dietro porta, serie di blocchi in 4 i giocatori di Correggio, è pronto a rientrare. Un taglio sotto il mento ci sembra per Francesco Carrieri. Lo scarico di Elia Cardella, non recuperano palla i suoi compagni e quindi riparte a tessere la sua manovra la formazione del Correggio, a cercare di eludere il pressing di Pumas Viareggio, che cerca il recupero immediato di palla, ma qui sta trovando buone soluzioni di passaggio la formazione allenata da Edoardo Granelli. Qui però perde palla e quindi c'è Giovanni Pesavento che dopo il recupero di Bigatti ha ricevuto, non ha trovato spazi per andare e allora si è schierata nel frattempo la formazione del Correggio. Lo stop e tiro, Cardella, attenzione, qui da 2 passi Olivieri non riesce a trovare il gol del pareggio. Siamo dall'altra parte con Caroli, il tiro non trova la porta, vediamo se le squadre si allungano. Carrieri e Marchetti pronti a ritornare in pista. È uscito Cardella, è rientrato Marchetti, c'è un time out, lo ha chiamato Edoardo Granel, il tecnico emiliano. Marchetti, stop e tiro, gol! Probabilmente la deviazione. Vediamo a chi viene assegnato il gol. Viene assegnato al numero 19 Bigatti e effettivamente qui la vediamo il replay. C'è stata la deviazione del numero 19. Ristabilita la parità quindi. Era stato Pedroni con un tiro deviato dai difensori viareggini a portare in vantaggio Correggio. È stato Bigatti sul tiro da lontano di Marchetti a trovare la parità. 1-1. (5:47) al termine di questa prima frazione di gioco. Partita sicuramente apprezzabile per l'impegno dimostrato da entrambe le formazioni, che ci tengono assolutamente a fare il risultato oggi. Correggio per schiodarsi da quota 0 e magari provare a evitare gli ultimi 2 posti che qualificano per il trofeo minore, vale a dire la Coppa FISR. Pumas per proseguire la striscia vincente iniziata con il debutto di ieri, allorquando ha battuto Giovinazzo per 5-1. 1-1 intanto. È rientrato, meno male, Francesco Carrieri. Ti sembra in forma, nonostante il cerotto sul mento. Pedroni a contendere il possesso con Giovanni Pesavento, è intervenuto a caccia anche Marchetti, non ha recuperato palla però. Ha trovato le contromisure al pressing viareggino la formazione di Edoardo Granel. Qui però stava combinando un pasticcio Emanuele Pedroni. Trova Matteo Olban che è capace di uscire dal traffico, come si suol dire. Caroli, altro atleta dotato di discreta tecnica. Qui un filtrante tentato da Pedroni, recupera palla Bigatti per i propri colori, se ne va sulla destra il giocatore di Pumas Viareggio, autore del gol del pareggio. Fanno girare veloce palla, la conclusione di Giovanni Pesavento, esce dal terreno di gioco verso la curva
Nord. Vediamo se viene recuperata la pallina. Ci va Crocco. E la rimette in questo momento viene rimessa a disposizione. È entrato Castiglioni nelle file del Correggio. È uscito Caroli, anzi no, è uscito Gabbi. Pesavento, si mette in proprio Giovanni Pesavento, dietro porta, chiama Marchetti, ancora Marchetti, la conclusione, trova questa volta i pattini di Caroli, da un suo tiro è arrivata la deviazione di Bigatti per il pareggio. 1-1 sin qui. Giovanni Pesavento all'indietro per Matteo Marchetti, la conclusione, difesa di Correggio a respingere, Pesavento che cerca subito un dietro porta rapido, Bigatti, la conclusione, ancora un palo, sfortunata Pumas Viareggio, credo sia la terza volta che viene colpito il montante della porta difesa da Federico Pedroni, che peraltro se l'è cavata molto bene sin qui tra i pali. Holban, Matteo Holban all'indietro per Castiglioni, 1 contro 1 con Carrieri che lo va ad affrontare. Holban, Manuele Pedroni, recupera palla Bigatti, molto ottima l'azione difensiva, impressione. Pesavento, lo scarico all'indietro per Carrieri, la trottola di Carrieri, la conclusione, la parata, era un tiro raso terra controllato da Federico Pedroni, dall'altra parte Emanuele Pedroni. Lo triplicano i giocatori di Mirko Bertolucci, che vogliono spingere, vogliono provare ad andare in vantaggio prima della pausa. Marchetti è in area, la conclusione non inquadra lo specchio della porta, ma il più lesto di tutti, a conferma della sua proverbiale velocità, è Francesco Carrieri, ma perde palla per l'intervento di Caroli, che la consegna a Matteo Holban. Riparte quindi Correggio, mentre sono arrivati i giocatori di Valdagno, che daranno vita all'incontro successivo con il Giovinazzo, sempre per questo girone B, dove domina l'equilibrio, dal quale cerca di schiodarsi il Correggio perché è fermo a quota 0. Le altre squadre hanno tutte 3 punti. Esce intanto Giovanni Pesavento, entra il numero 35 Mora. Attenzione qui, a botta sicura Bigatti, e invece gli dice di no Federico Pedroni. Si rimane sull'1-1, 2 minuti e 12 al termine della prima frazione di giochi. Se ne va Pedroni, cade, non ravvisa irregolarità il signor Sergio Nicoletti. Situazione di momentaneo 4 contro 3. Mora, Bigatti, la conclusione, la parata di Pedroni. Ancora Mora, il più lesto a riprendere palla. Stretta all'angolo la formazione emiliana da un Pumas che non ci sta, che non accetta il momentaneo 1-1. Se ne va Marchetti, la conclusione, ancora risponde presente Federico Pedroni. Carrieri, tentativo di alza e schiaccia, non riesce a completarlo. Fallo tecnico. Time out a 1:35. Ricordiamo il punteggio 1-1, inquadrata ora la panchina di Correggio. Castiglioni, Matteo Holban, Alessio Caroli ed Emanuele Pedroni, giocatori di movimento. Il portiere Federico Pedroni, autore sì qui di un'ottima prova. Bigatti, Marchetti, Carrieri e Mora sono i giocatori di movimento scelti da Mirko Bertolucci, verosimilmente per affrontare questo minuto e 35 alla fine della prima frazione di gioco. Tra i pali Thomas Mechini con il numero 22. Pronti a ripartire. La seconda sirena.
Viene fatta asciugare la pista. Si riparte. Pedroni 1 contro Mora. Azione insistita. Prova ancora a difendere alta la formazione del Pumas ancora Viareggio. Sì, ma Caroli se ne va. Il tiro però non inquadra la porta e allora Mora per i propri colori ha un'altra opportunità, lo scarico all'indietro. Francesco Carrieri dietro la gabbia, difesa da Federico Pedroni. Si muove Bigatti al centro dell'area, ma va all'indietro il numero 87 Marchetti. La parata di Federico Pedroni, ultimo giro di lancette per quanto riguarda questo primo tempo. Non varca la metà pista nel termine di 10 secondi, allontana palla il giocatore di Correggio e quindi fallo di squadra. Il quarto. Chiediamo scusa, sono 4 i falli di squadra commessi da Correggio, 1 per quanto riguarda il Pumas. Francesco Carrieri. Ulteriore rettifica. Secondo fallo di squadra per Correggio, terzo fallo di squadra per Pumas, ne ha commessi, quindi è stato un errore di lettura del tavolo. Attenzione, Oscar Mora all'indietro, sta finendo il primo tempo. Mancano 10 secondi in questo istante. Bigatti, autore del gol del pareggio, il filtrante, un altro palo e poi il tiro sopra la traversa. E il Pumas è sfortunato, è evidente. Ed è di tutta evidenza. Ma tant'è. Finisce il primo tempo 1-1 qui dal Palalido. Fausto Pozzan vi dà appuntamento tra 8 minuti circa per la ripresa.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Lido di Vallagno. Per questo venerdì 6 giugno sono le 11:10. Tra qualche istante il secondo tempo di Pumas Ancora Viareggio. Correggio Hockey contro Correggio Hockey. Primo tempo concluso in perfetta parità, 1-1. Reti di Pedroni e Bigatti. Collezione di pali e traverse, in particolare su sponda Viareggina, e questo spiega le sole due reti che sin qui stanno caratterizzando l'andamento di questo incontro. Grande impegno di entrambe le formazioni comunque, che va sottolineato. Incontro diretto da Sergio Nicoletti. Si parte, inizio il secondo tempo, Marchetti per i propri colori, lo scambio rapido con Mora e la conclusione. Era andato sul secondo palo Francesco Carrieri. Ripartenza veloce del Correggio con Gabbi. Carrieri conquista la palla vagante, prova ad andarsi, se ne scambia con Marchetti, la conclusione va sul tap-in, non inquadra la porta, è partita veloce la formazione rosso-verde del Pumas Ancora Viareggio, calzettoni bianchi, allenata da Mirko Bertolucci. Abbiamo visto anche il fratello Alessandro, CT della nazionale e allenatore del Bassano, qui presenta il Palalido. Marchetti, quasi in 4 in area i giocatori di Mirko Bertolucci. La finta di tiro di Mora a deludere l'intervento difensivo di ben 2 avversari, poi il tiro di Carrieri alto sopra la traversa. Trascorso un minuto di gioco, possesso per la formazione in completa maglia bianca, la formazione emiliana del Correggio Hockey, ancora quota 0, lo ricordiamo prima di questo incontro. Marchetti, il tiro, ancora pronto Federico Pedroni, ma adesso c'è un'opportunità per Correggio che rallenta, cerca di eludere la pressione esercitata dai giocatori di Pumas Ancora. Sarà possesso per la formazione viareggina, perché Correggio non ha superato la metà pista nei termini regolamentari. Il signor Sergio Nicoletti fa ribattere la punizione, a suo dire con palla in movimento. Le spiegazioni del direttore di gara alla panchina del Pumas Ancora. Si riparte. Marchetti, Mora, le finte di Mora, non trova spazi per tentare la conclusione. C'erano 2 giocatori a fare grappolo in area, a non far vedere nulla nelle intenzioni al portiere Federico Pedroni. Ancora Mora all'indietro per Marchetti, la conclusione, e c'era appunto Bigatti. Da una situazione analoga è venuto il gol del pareggio. I giocatori di Edward Granella recuperano palla però, e allora con Alessio Caroli, che si incarica molto spesso di portare su palla per i propri colori, varcano la metà pista. Emanuele Pedroni la perde, l'intervento di Marchetti che se ne va in area, e qui ci vuole un grande intervento di Federico Pedroni per impedire alla formazione viareggina di andare in vantaggio. Ha recuperato palla molto bene Matteo Marchetti, vincendo il duello, si è involato verso la porta. Qui si vedono gli effetti del pressing di Viareggio, perché Correggio non riesce a varcare la propria metà pista nei 10 secondi regolamentari. Non è la prima volta che succede. C'è un problema, c'è da pulire la pista, se ne è accorto il capitano Marchetti per i propri colori. Lo scambio con Bigatti, dietro la porta per Carrieri, pronto a entrare Cardella. Fallo di squadra fischiato contro Nicoletti, che invita le contendenti a non eccedere con le proteste. Punizione dal limite, Mora e Bigatti sul punto di battuta sulla destra, conclusione, la barriera respinge il tiro. Gabbi
scatto di Gabbi, varca la metà pista, va da Pedroni, affrontato e raddoppiato, perde palla, Bigatti non ravvisa in regolarità il direttore di gara, non riesce a ricevere il passaggio Francesco Carrieri. Si rimane sull'1-1. Trascorsi più di 3 minuti dall'inizio della ripresa. Capabile azione difensiva di Bigatti. Mora, Marchetti, Mora, blocco laterale di Bigatti a favorire l'inserimento di Oscar Mora. A vertice basso adesso Pumas ancora con Mora che riceve palla oltre la propria metà campo, finta il tiro, seconda finta, dietro porta. Si muovono i giocatori di Mirko Bertolucci, ecco l'azione classica con lo smarcamento, il tiro di prima intenzione di Bigatti, non ha inquadrato la porta. Abbiamo varcato i 4 minuti dall'inizio della ripresa, sempre 1-1 il punteggio. Caroli, la conclusione, Sibila non molto lontano dal secondo palo, questo tiro del numero 4 di Correggio, possesso di Correggio, te non ho notizia perché sin qui il pallino ce l'ha avuto sempre Pumas, ancora attenzione qui un potenziale 2 contro 1, Francesco Carrieri, ancora una volta ottima la parata di Pedroni, qui però c'è una palla persa, ne approfitta Carrieri, la conclusione ancora Pedroni, messo a dura prova Pedroni, se ne accorge, Edward Granel vede che i suoi stanno sbandando, chiama time out. I cambi nelle fila di Pumas Viareggio, entra Elia Cardella, esce Bigatti, pronto anche Olivieri, non è ancora entrato invece Giovanni Pesavento. Trascorsi 5 minuti dall'inizio della ripresa, Elia Cardella dietro porta, all'indietro per Oscar Mora, ancora a manovrare la formazione viareggina. Cardella, il tiro di Cardella, la deviazione di Marchetti, alta sopra la traversa. Caroli, il tiro di prima intenzione di Oscar Mora, ancora una parata, messo a dura prova Federico Pedroni, la sua miglior prestazione sino ad oggi in queste finali. Pedroni, sì, ottimo controllo, il tiro, la parata di Mecchini, era un bello il tiro di Pedroni, di Emanuele Pedroni. Dall'altra parte entra adesso Giovanni Pesavento, anzi no, entra Olivieri, è uscito Carrieri, Cardella, Olivieri, Marchetti dietro porta, all'indietro per Cardella, il blocco centrale di Mora, la conclusione di Cardella, l'ennesima parata di Federico Pedroni che è visibilmente stanco, ha chiamato time out il suo allenatore, è stato messo sicuramente a dura prova il portiere emiliano. Attenzione Pedroni, la conclusione è controllata dal bastone di Thomas Mecchini. Siamo dall'altra parte, Matteo Marchetti 1 contro 1, all'indietro Elia Cardella, vedremo se proverà a tirare subito. No, forse quelli di Viareggio preferiscono il grappolo a 2, il blocco centrale, eccolo infatti, è saltato Mora per provare a ingannare i difensori e il portiere avversario. Pedroni, Manuele, riceve palla Olban, la pressione di quelli di Mirko Bertolucci, l'intercetto di Olivieri che però non riesce ad avere un'ottima conduzione di palla, recuperano i giocatori di Correggio, attenzione Pedroni, il palo, la traversa anzi, vicino al vantaggio Correggio, fallo di squadra commesso da Pumas Viareggio, è il famoso time out di cui sopra, chiamato subito da Granella un paio di minuti fa, allora quando ha visto un paio di conclusioni consecutive di Pumas Viareggio. Correggio nel frattempo però si è ripresa,
è andata a colpire una traversa importante. A sua volta con Emanuele Pedroni ci sembra, e si è avvicinata al gol del 2-1. Quindi partita ancora in perfetto equilibrio. Sin qui abbiamo visto le reti di Correggio con Pedroni, una deviazione dei difensori viareggini nella circostanza, e poi Bigatti a impattare nel punteggio. Ecco alcuni highlights della gara. Qui c'è il vantaggio di Emanuele Pedroni con il tiro deviato, e qui c'è il pareggio di Bigatti sul tiro da lontano, da metà pista, di Matteo Marchetti, capitano viareggino. 1-1, si riparte. Giovanni Pesavento che fa il suo ingresso in pista. Sfera in possesso del Correggio Hockey. Matteo Olban. Caroli, la conclusione da lontano, non inquadra lo specchio della porta. Marchetti. Olivieri. Mancino anche lui, così come questo atleta. Elia Cardella, il tiro non preciso. Si riparte. Possesso per Caroli, numero 4 della formazione in maglia bianca. Emanuele Pedroni. La conclusione assolutamente insidiosa. Ottima la risposta di Thomas McKinney. Matteo Marchetti dall'altra parte. Pesavento, Cardella entra in area. La rete di Cardella a spezzare l'equilibrio a 11:35 dal termine. Elia Cardella, numero 79, entrata in area dalla destra. Il rovescio di questo mancino non ha lasciato scampo all'ottimo Federico Pedroni. 2-1 quindi Pumas Viareggio, che ha fatto sicuramente di più rispetto a quanto fatto da Correggio, che comunque non si è limitata a guardare. Abbiamo sottolineato qualche istante fa un tiro pericoloso, e qui c'è subito rigore concesso dal signor Nicoletti. È caduto in area Olban. Irremovibile Sergio Nicoletti. Rigore. Vedremo chi si incarica del tentativo di trasformazione. Ci va Emanuele Pedroni. Pedroni contro Mecchini. Quindi vediamo se è possibile rivedere. Sì, eccola qui, il fallo subito da Holman e la decisione del signor Sergio Nicoletti di assegnare il tiro di rigore. Quindi Pumas avanti 2-1, ma Correggio ha la possibilità di impattare e di ritornare in parità. Emanuele Pedroni contro Thomas McKinney. La parata di Thomas McKinney presenta la minaccia. E c'è la munizione per Emanuele Pedroni, che sosteneva la palla fosse entrata, ma il signor Nicoletti ha detto ho visto tutto, non togliere proteste. Le spiegazioni del direttore di gara, il numero 7 in maglia bianca. Con il compagno, credo sia il fratello Federico, che lo invita a giocare, a concentrarsi. C'è tempo per rimediare, assolutamente. È avanti di un solo gol Pumas Viareggio. È stato bravo Mecchini a sventare il rigore, perché Pedroni è un ottimo tiratore. L'ha dimostrato anche ieri sera nella partita contro Sarzana.
facendo gol a un ottimo portiere qual è Raffaello Ciupi. Si parte Olivieri, Cardella, l'autore del gol che ha sbloccato l'equilibrio e che ha consentito a Pumas Viareggio sin qui di operare la rimonta quando siamo ormai a metà della seconda frazione di gioco. Il blocco di Giovanni Pesavento, irregolare secondo il signor Sergio Nicoletti, accetta la decisione senza protestare il numero 74 rossoverde, entra Castiglioni nelle file del Correggio Hockey. Sul punto di battuta Castiglioni, all'indietro per Matteo Olban che aveva subito il fallo che ha originato il rigore, uno sfiduciato Manuele Pedroni che si sta probabilmente rammaricando del rigore fallito, ma è stata più che altro un'ottima parata di Mecchini. E comunque il giocatore emiliano deve essere bravo a non demoralizzarsi, ha dimostrato di avere ottime qualità soprattutto nel tiro. Da un suo tiro è arrivato di vantaggio, qui cade, non ravvisa irregolarità Sergio Nicoletti, si riparte. Marchetti, Pesavento, Olivieri, Marchetti, Cardella. Il blocco di Giovanni Pesavento, la conclusione di Cardella colpisce inavvertitamente il proprio compagno Olivieri, ma ancora Cardella ha un'altra opportunità, non tira, va all'indietro da Giovanni Pesavento, giocatore capace di mettere ordine alla manovra viareggina. Ancora Giovanni Pesavento in azione, 1 contro 1 con Castiglioni, lo supera molto bene, la conclusione della deviazione di un'attenta difesa emiliana. E allora un'altra opportunità per i giocatori di Edoardo Granella con Matteo Olban che se ne va sulla sinistra, il suo solito incedere. Pedroni 1 contro 1 con Giovanni Pesavento che è un cattivo cliente. Olban, le finte di tiro di Olban, cerca di liberarsi di 2 avversari, va all'indietro da Emanuele Pedroni che ha poco tempo per varcare la metà pista, lo fa in questo istante, cerca subito il servizio per Olban, ma ottimo ripiegamento difensivo della formazione rossoverde. Va a lottare però Emanuele Pedroni, conquista caparbiamente palla, si è ripreso probabilmente dal punto di vista psicologico il numero 7 della formazione in maglia bianca, che è sotto nel punteggio per 2-1, che non ci sta a rimanere inchiodata a quota 0. Questa è la terza partita per Correggio, la seconda per quanto riguarda il Pumas, che completerà le fatiche del proprio girone domani mattina alle 10:30 affrontando i padroni di casa del Valdagno, per quello che potrebbe essere sicuramente uno scontro molto atteso dal punto di vista tecnico e tattico. 8:11. La palla è uscita, no, siamo pronti a riprendere. C'è Pedroni che si sta pulendo la visiera, il signor Sergio Nicoletti che invita a pulire, ad asciugare meglio la pista, e quindi qualche istante di pazienza e poi riprenderemo qui dal Palalido di Valdagno la cronaca di questa gara 2 del programma di venerdì 9 giugno 2025, finali nazionali Under 23 hockey pista, qui sul canale YouTube di FISR TV. Attenzione, Cardella al limite dell'area, non ravvisa irregolarità, aveva messo in mano in bocca fischietta. Attenzione qui il pareggio di Emanuele Pedroni, il pareggio di Emanuele Pedroni, doppietta per lui, ripartenza rapida, 2 contro 1, Castiglioni per Pedroni davanti a Mecchini e lo fredda, palla tra le gambe, 2-2. Non ha fischiato sul contrasto prima di metà pista, il signor Sergio Nicoletti aveva messo mano, il fischietto in bocca, ma non ha fatto giocare e se ne sono andati quelli di Edoardo Granel e hanno messo a segno il pareggio. Entra Gabbi intanto, è uscito l'autore del pareggio, 2-2.
quindi tutto da rifare per entrambe le formazioni. Torna l'equilibrio. Bella partita, con Pumas che ha avuto sicuramente un predominio territoriale, ma Correggio non è stata a guardare, si è difesa con più attenzione rispetto a quanto mostrato ieri ed è ripartita affidandosi alle qualità di tiro dei propri atleti. Attenzione, qui c'è un blu fischiato a Matteo Marchetti, fallo lontano dalla palla evidentemente. Blu, quindi Correggio ha un'ottima opportunità per effettuare la rimonta. Era sotto 2-1 dopo il gol di Elia Cardella, ha pareggiato con Pedroni in contropiede e adesso ha un'altra ghiotta opportunità. Matteo Olban, che ha dimostrato ottime qualità di palleggio, di dribbling, va a sfidare Thomas McKinney. Attenzione, ha provato l'alza schiaccia, non gli è riuscito. E allora 2 minuti di power play però per la formazione in maglia bianca, che ha veramente l'opportunità di andare sul 3-2. La rotazione di Caroli, la conclusione di Caroli, il muro retto da McKinney. 2-2, 2 minuti di power play, ancora un gran tiro. È sicuramente il fondamentale tecnico migliore dei giocatori di Val de Granel, la conclusione della lunga distanza. Ancora Olban con Giovanni Pesavento, vertice alto nel triangolo difensivo, e qui c'è Giovanni Pesavento che è un'ottima opportunità, va a sfidare Pedroni che gli dice di no. In 3 Pumas Viareggio stava provando il gol del vantaggio. Attenzione, qui 2 alza e schiaccia ripetuti, c'è un 2 contro 1 dall'altra parte però Olivieri, Cardella, Olivieri, cattivo controllo, si rammarica la panchina viareggina con Cristiano Bottarelli, il secondo di Mirko Bertolucci, che chiama time out a 6 minuti e 31. Cardella a rincorrere Olivieri. Siamo 2-2, 6-31. Bella partita che non vuole saperne di avere un padrone. Perfetto equilibrio, a testimonianza del fatto che tutte le partite di queste finali nazionali Under 23 possono generare emozioni e spettacolo che solo l'hockey pista, mi permetto di dire, può assicurare fra tanti sport di squadra. A seguire ci sarà Giovinazzo e Valdagno, gli ingredienti per una bella partita ci sono tutti anche lì, ovviamente. E poi si ritorna al girone A con la sfida tra Breganze e Monza. Ma è meglio concentrarsi su questa partita che è ben al di là dall'emettere il suo verdetto definitivo. Siamo a 6:31 dal termine, 2-2 in punteggio. Si riparte, possesso per Correggio che ha un power play da provare a sfruttare. Castiglioni, la rotazione di Castiglioni, il tiro subito, tiro immediato, rotazione, mezza rotazione, nessun passaggio, tiro subito, tiro immediato, a testimonianza del fatto che i giocatori emiliani si affidano al punto del loro fondamentale migliore, almeno questo hanno dimostrato sin qui, cioè il tiro dalla distanza. Ci ha provato adesso Alessio Caroli, ha risposto presente Thomas McKinney che ha parato un rigore e poi ha superato indenne il tentativo di trasformazione del tiro libero diretto di Matteo Olban. Olivieri a battagliare con Olban, si ricompone il triangolo difensivo della formazione di Mirko Bertolucci. Castiglioni, Gabbi, il tiro sopra la traversa, il signor Nicoletti ferma tutto. Cardella vicino a Olivieri che è sul punto di battuta, riceve il 79, rossoverde. Giovanni Pesavento, esaurito il power play, entra Francesco Carrieri nelle fila viareggine, che ormai a 5 minuti dal termine di questa partita, questa gara 2 del programma odierno. Cardella
1 contro 1 con Olban che stava ringhiando su di lui. Francesco Carrieri, qualcosa a metà tra il tiro e l'assist per Giovanni Pesavento, che recupera comunque palla per i propri colori. C'è il grappolo davanti a Pedroni, se ne è accorto Elia Cardella, ha tentato subito il tiro, nessuna deviazione, e allora un'altra opportunità per la formazione in maglia bianca con Gabbi. Matteo Olban 1 contro 1 con Giovanni Pesavento, il tentativo di raddoppio, Cardella e Pesavento per un attimo, ma Olban è dotato di buona tecnica, di ottime capacità di palleggio e quindi elude la pressione avversaria, va indietro da Castiglioni, è pronto a entrare Emanuele Pedroni, cade Olivieri, la conclusione, raso terra, la parata di Thomas Mechini. Cade ancora una volta Gabbi, Olivieri riceve palla che esce però dalla pista. Sarà comunque possesso per le stecche dei giocatori di Mirko Bertolucci, che è la distanza da Cardella. Riceve Giovanni Pesavento. Ultimo time out a disposizione chiamato da Edoardo Granel, allenatore del Correggio Hockey. Castiglioni se ne va. È arrivato in area, l'ha fermato all'ultimo istante Olivieri, è caduto, non ha ravvisato irregolarità il signor Sergio Nicoletti. Un dribbling alzando palla di Giovanni Pesavento, Olivieri, Carrieri, ha rallentato le operazioni anche Pumas Viareggio, alla ricerca della giocata sicura, sentendo l'importanza del momento. Siamo a quasi a 3 minuti dal termine. Qui un errore può rivelarsi fatale e quindi si rallenta conseguentemente le operazioni di gioco. Qui il tentativo di Cardella ribattuto. Caroli. Sarà possesso per Pumas Viareggio, altro fallo di squadra fischiato alla formazione di Correggio. Il time out. Il signor Nicoletti aveva assegnato il possesso al Pumas Viareggio perché Correggio non aveva varcato la metà pista nei termini di regolamento, nei termini di tempo assegnati dal regolamento. I giocatori di Correggio non hanno restituito immediatamente palla agli avversari, anzi l'hanno allontanata, e di qui il fallo di squadra. Situazione del fallo di squadra anche lì in perfetta parità, 5-5, ma quel che è più importante è il punteggio delle reti segnate, che è in assoluta parità, 2 per parte. Esattamente la doppietta di Pedroni per Correggio, le reti di Bigatti ed Elia Cardella per Pumas Viareggio. Vedremo se questo equilibrio si schioderà di qui alla fine. Torniamo quindi in cronaca. Carrieri, Cardella, Olivieri, Carrieri, Cardella. Si è liberato molto bene Olivieri, la conclusione trova Caroli a ribattere, 2 contro 1, attenzione Pedroni, grande parata di Mechini, a un passo dal 3-2 Correggio, che sa ripartire in contropiede, sa difendersi oggi in maniera molto arcigna, al contrario di quanto dimostrato ieri, e sa ripartire con ficcanti contropiedi. Uno di questi ha raggiunto il gol del 2-2 e qui ci è andato vicino, sempre con il suo numero 7, Emanuele Pedroni. Ancora Elia Cardella, la finta di Elia Cardella, l'intercetto però di Emanuele Pedroni. Siamo ormai a 2 minuti dal termine, attenzione, qui c'è un potenziale 3 contro 2, Cardella
Bigatti perde palla, 2 contro 1 possibile dall'altra parte, eccolo lì, il tiro immediato di prima intenzione e l'immediata risposta di Mechini. Si sono aperte le squadre, Giovanni Pesavento, Francesco Carrieri, il blu in arrivo, no, vediamo la decisione del signor Sergio Nicoletti, giallo per simulazione, time out chiamato da Mirko Bertolucci. Tutti pensavano arrivasse un'altra decisione e invece il signor Francesco Carrieri non ha assolutamente protestato. Rivediamo questa situazione e vediamo la decisione del signor Sergio Nicoletti. Secondo lui non c'è stato incrocio di gambe e quindi simulazione e fallo di squadra contro Pumas Viareggio. Ci fosse stato incrocio di gambe sarebbe stato cartellino blu per il difensore di Correggio e tiro libero diretto a favore del Pumas, che a meno di 2 minuti dal termine chiama time out con il suo allenatore Mirko Bertolucci e prova a riordinare le idee per andare a trovare una situazione favorevole per riportarsi in vantaggio, ma altrettanto vuol fare Correggio, che vuole schiodarsi da quota 0 e che ha dato vita dal suo punto di vista a un ottimo incontro. C'è stata battaglia tra i due contendenti, c'è stato sicuramente un predominio territoriale di Pumas Viareggio, ma anche Correggio ha avuto le sue ottime occasioni. Qui il tiro risponde il presidente sul suo palo, fallo di squadra fischiato ad Elia Cardella. Bigatti e Carrieri, riceve Cardella, la finta di Cardella, eccolo il tiro di Cardella, la parata di Pedroni. Vedremo se resisterà alla parità. Holban porta palla, lo raddoppiano i giocatori di Pumas Viareggio. Bigatti alla fine vince il duello, si impossessa della sfera, va da Francesco Carrieri, cattivo controllo. Cardella, la conclusione di Cardella murata da Holban, ancora Carrieri che si mette in proprio, entra in area. Cardella ancora, 40 secondi, se ne va in bello stile, il passaggio a botta sicura per Bigatti, c'è un miracolo difensivo ma c'è da un 2 contro 1 soprattutto dall'altra parte. Pedroni gli dice di no Mechini, sta accadendo di tutto in questi ultimi 30 secondi. Giovanni Pesavento dietro la porta, il gol di Bigatti, la palla sul primo palo di Giovanni Pesavento a 22 secondi dalla fine. Bigatti, doppietta per lui, porta in vantaggio Pumas Viareggio. Non ci credono i giocatori emiliani, hanno dato vita a un ottimo incontro. Tolgono il portiere, inseriscono il quinto di movimento, vale a dire Castiglioni. È giusto che lo facciano perché sono sotto nel punteggio a 22 secondi dalla fine, hanno assolutamente bisogno di schiodarsi da quota 0. Pumas Viareggio che si prepara verosimilmente a difendere a rombo per questi 22 secondi. Vedremo se avranno il tempo di orchestrare uno schema ai giocatori di Eduard Granel. Pedroni vertice basso, Holman e Caroli. Caroli cerca di liberarsi, perde palla, Olivieri, la palla entra e consegna la vittoria per 4-2 a Pumas Viareggio. Ha giustamente tentato il tutto per tutto la formazione emiliana,
sotto 3-2 a 22 secondi dal termine. Si fermano i giocatori di Correggio. Terza sconfitta per loro, 4-2, vince Pumas Viareggio 4-2. Doppietta di Bigatti, reti di Cardella e Olivieri. Per Correggio la doppietta di Emanuele Pedroni. L'incontro diretto da Sergio Nicoletti, valido per il girone B. Rompe l'equilibrio, Pumas Viareggio va a 6 punti. La prossima gara ci dirà se chi tra Valdagno e Giovinazzo proverà a raggiungere la formazione viareggina a quota 6. È tutto per il momento. Il prossimo incontro sarà commentato da Domenico Tomba, il mio fratello di telecronache, così lo definisco. Grazie intanto alla regia di Filippo Zattera, alla collaborazione tecnica di Roberto Bauce e Flavio Zattera. Ci sentiamo più tardi per il prosieguo. Buon divertimento a tutti qui dal Palalido di Valdagno. Finali nazionali Under 23, Hockey Pista, edizione 2024-2025. Per il momento da Fausto Pozzan è tutto.